Allora, come assessore alla cultura del Comune di Villafranca, innanzitutto mi pregio di avere qui ANCI Veneto per promuovere questo convegno sull'approvazione del bilancio previsionale 2012 e sull'applicazione della nuova imposta IMU. Certamente questo è un argomento di estrema attualità e che riguarda anche il nostro modo di operare da amministratori. Essendo rappresentante del Comune di Villafranca per quanto riguarda la cultura e la scuola, certo i problemi non mancano in momenti di situazioni, in momenti di crisi particolarmente gravi, e anche la stesura del bilancio può diventare particolarmente problematica. Lavoriamo sodo con tutti i dirigenti e anche con le rappresentanze di ANCI Veneto proprio per riuscire a trovare una quadra il più possibile appunto anche equa, non soltanto nei confronti dei cittadini ma anche nei confronti di chi lavora ogni giorno all'interno del comune e di ogni comune, per riuscire a far quadrare i conti, perché no, e per riuscire a rendere sempre più fruibili tutti i servizi e non toglierne, naturalmente possibilmente anche aumentarli e migliorarli per la nostra popolazione e per i nostri cittadini.